Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Vediamo un po' di vedere se siamo in linea, se siamo in diretta. Dovremo esserci, vediamo un attimino cosa... Sì, vedo che ci sono. Bene. Allora, partiamo prima di tutto per salutare chi ci segue, la Misti e la Laura, no? E i nostri amici che ci seguiranno fra un attimino. E voglio ricordarvi prima di iniziare che i nostri appuntamenti sono oggi sabato alle 16, e questo mi sembra chiaro e palese. Poi avremo gli appuntamenti con il De Garda alle 21:30 di lunedì sera, poi il vostro Marietto al mercoledì sera alle 20:30, avremo di nuovo venerdì alle 21:30 il De Garda e il vostro Marietto sabato alle ore 16 per la settimana. Eventualmente avete visto che ho messo dei nuovi circuiti. Se non si sente bene avvisatemi, ditemi proprio che non si sente bene, perché io non mi rendo conto se quelli dall'altra parte riescono a sentire bene. E poi niente, ho messo di nuovo i circuiti in Face, nei gruppi di Face, e fra poco faremo delle nuove pillole istruttive. Sono dei circuiti interessanti, potenti come quelli che ho già messo, che hanno delle forti egregori positive e non fanno male, perché ho già sentito voci corridoio che incominciano a dire che fanno male destra e sinistra. No, è tutto materiale professionalmente valido e non ha nessun riscontro negativo, e solamente bisogna capire in che direzione bisogna usarli per trarre miglior profitto. Prima di iniziare cominciamo a salutare chi ci segue, così che poi inizio a fare la pulizia per tutte quelle persone che sono insieme a noi, e poi iniziamo subito con le domande. Quindi saluto Maisti, Laura, DI, che non so chi è, poi Vale, Lara e Ludo, DI ancora, Maria, Nunzia, Daniela, Tiziana, nostra ormai Tiziana fa parte, e anche la Perla, fanno parte della famiglia. Bene, adesso iniziamo con la pulizia, che togliamo tutti. Vedete che oggi uso un pendolino molto importante, con una pietra e una catena. Questo pendolino è un pendolino che ci darà forza per tagliare tutti i legami perniciosi di quelle persone che magari hanno in questo momento dei legami e non voglio che si appiccicano agli altri che seguono la diretta, e viceversa. Dobbiamo proprio tagliare questi legami in modo importante. Quindi lasciamo lavorare il pendolino, facciamo in modo che tagli proprio tutti questi legami perniciosi. Vi ricordo che la cosa più importante per chi si avvicina all'esoterismo è una bella pulizia radionica, radiostesica, anche fatta a distanza, per tagliare tutti i legami, che siano dei nostri antenati, nostri, fatture, robe karmiche. Chiaramente si possono tagliare, perché alcune proprio non si possono tagliare perché è il nostro cammino spirituale, ma se no tutte quelle spurie che ci vengono addosso. Vi ricordo che una pulizia radionica, radiostesica, bisognerebbe o avere un mantenimento o rifarlo ogni 6 mesi, solamente perché noi ogni giorno incontriamo nuove situazioni vibrazionali, magari nuove anche dopo la pulizia. Bene, continuo con questa pulizia che deve tagliare tutti questi legami perniciosi di ogni persona che sia collegata nel canale del Marietto Veneziano in questo momento, così che anche le risposte possano essere il più neutro e obiettivo e oggettivamente serie possibile. Bene, fatto questo, voglio che la pulizia sia bella profonda, perché sapete, per fare una pulizia ci vuole da un'ora e mezza, a dipendenza dei casi, e non si riesce mai a fare in un colpo solo, perché si consumano troppe energie. Bene, facciamolo, fermiamoci. Bene, iniziamo con la nostra domanda della nostra amicizia che si è collegata. Se ancora non avete visto i nuovi circuiti che ho messo, cioè nuovi mica tanto, perché sono circuiti che usano simboli millenari, però diciamo che sono una novità nel panorama del vostro Marietto Veneziano. Iniziamo con la prima domanda. La prima domanda su In Cima è di Maisti. Maisti cosa chiede? Cioè Deborah, a questo punto, 16,977 riuscirò a trovare casa e stabilità per me e la bambina. Allora, la casa, la prima domanda, c'è solo una domanda qui,
in questo caso qui, la casa, vediamo se mai Deborah del 77 riuscirà a trovare casa. Centriamoci. Deborah, il pendolino, non è facile, vedo che il pendolino vede il tuo impegno, vede i tuoi pensieri. Sento che è lì che borbotta 'sto pendolino qui, sembra un'acqua che bolle a 220 gradi, neanche a 100. Vedi come fa fatica? Vediamo un po' se la soluzione arriva. Guarda Deborah, un sospiro anche per me. Sì, riuscirai, sicuramente riuscirai a trovare casa, ma non è per domani, eh. Facciamo una bella sibille perché ci tengo, visto che hai anche una bambina, e vediamo un po' cosa dicono le sibille. Sarà dura però, sarà impegnativa, non arrenderti, e vediamo per la Deborah del 77 e per la sua bambina chiaramente se riuscirà a trovare un po' di stabilità e una casa, per la Deborah 16977. Al taglio vediamo cosa ci dicono. Beh, al taglio parti bene, perché costanza e gran signore vuol dire che c'è qualcuno che si prenderà cura della tua situazione. E vediamo la situazione adesso. Adesso la situazione è molto chiara, infatti si vede la tua personalità, la tua, come si dice, tribolazione o diciamo il tuo sentimento in questo momento è di malinconia, però vedi hai già qualcuno che non so se è di spirituale o, che al taglio ti sta cercando di dare una mano, un signore anziano. Poi vedo artista che inizi con qualcuno che, ha delle qualità, no, e la domanda è se riuscirai, Quindi molto probabilmente questo signore anziano e potente, questo gran signore, ti darà una mano sì, no, non è facile perché abbiamo visto che col pendolino la situazione sarà molto impegnativa e avrai anche dalla tua una persona, che ha delle qualità, sopra la media, un artista può essere, qualsiasi persona che, riesce a cadere sempre in piedi e ha sempre qualcosa di positivo da darti. Poi vedo un viaggio, questo viaggio può essere anche un cambiamento, in senso positivo, visto che stiamo cercando la casa, e vedo la vecchia signora che è un simbolo molto potente, vedi che c'è il verde, quando e anche qui nella tua malinconia c'è il verde, quando si vedono questi verdi, queste piante verdi c'è sempre speranza. Quindi io vedo che la tua malinconia c'è, però sarai aiutata molto probabilmente da 2 persone o una persona che è molto importante e questo viaggio può essere anche interpretato, scusami, come come si suol dire, un cambiamento importante. Quindi molto probabilmente qualcuno vedrà la tua malinconia, il tuo da parte, anche per te e la tua bambina, e avrete un cambiamento dato anche cioè avrai un sacco di persone che cercheranno di darti una mano, un artista, un gran signore e una signora piuttosto in là con gli anni in confronto a te. E poi vedo questa giovane fanciulla che è in afflizione, quindi la cosa si risolverà, Deborah, stai tranquilla che non ti lasceranno a terra, avrai degli aiuti molto probabilmente insperati, sarai malinconica, però ci sarà un cambiamento e questo cambiamento verrà quando incontrerai una signora che prenderà molto probabilmente a cuore la tua situazione, però avrai 3 figure importanti che ti cercheranno di aiutare. E questo viaggio è da interpretarsi come un cambiamento importante e dopodiché avrai questa signora che ti riuscirà a dare un po' di stabilità, insomma cercherà di, aiutarti al 100%. Comunque, prima di tutto incontrerai questo gran signore o è già in viaggio, nel senso che può essere anche una forza spirituale, bisogna ammetterlo, che ti aiuterà alla grande, e poi non devi essere malinconica, qui si vede. I tempi non sono per domani, ma ce la farai, Deborah, ce la farai. Bisogna solamente un po' di, come si dice,
un po' di pazienza. Andiamo al prossimo. Vediamo il prossimo. Laura. Laura, vediamo un po'. Ciao Marietto, sono sempre io. Laura, bene Laura. Del 23 05 80. Vorrei sapere se riesci a ottenere, se riesci ad ottenere la separazione consensuale, se riesco chiaramente a ottenere da mio marito al più presto possibile, non lo sopporto più, grazie. Allora, la Laura, insomma, vuole una separazione consensuale. Vediamo un po'. Laura dell'80, quindi giovanissima ancora. Beh, sembrerebbe di sì, alla fine sì, Laura. La separazione ci sarà, speriamo che lui non guardi il marietto, però la separazione, certo, non è proprio un sì di quelli di slancio, non è che fa salti di gioia, però andiamo a controllare con le sibille. Con le sibille la nostra Laura se avrà questa, come si suol dire, questa separazione. Vediamo un po'. Laura, vediamo un po'. Schiamole bene. Al taglio cosa ci dice? Per Laura e la sua separazione. Anche qui vecchia signora e gran signore. Anche qui avrai in aiuto doppio, sembrerebbe proprio la cosa. Anche qui sospiri, un'amica, vita, qui, allora, Laura, parliamoci chiaro, qui la situazione, ti vedo, sospirante, avrai comunque anche tu un aiuto importante da qualcuno esterno che ti cercherà di aiutare, molto probabilmente più grande, no? Ti vedo ancora sospirare, avrai qualche aiuto molto probabilmente da un'amica, dei consigli. Questa carta qui sta a indicare che molto probabilmente ci sarà qualcuna che ti cercherà anche di aiutare, però attenzione che lui terrà dei segreti per via del money, denaro. Quindi non sarà una cosa facilissima, però le carte parlano chiaro, tu sarai aiutata da qualcuno di grande e anche da una signora e il problema starà molto probabilmente nel denaro, vedi? C'è qualcosa sotto che lui, quello che non sopporti più, tiene nascosto, vedi qua, però tu alla fine avrai le tue belle soddisfazioni, vedi? C'è questa carta che sta a indicare che alla fine ce la fai. Quindi da quello che dicono le sibille e da come è partito il pendolino, direi di sì e non restare, e vedi qua, qui ci sei tu che stai sospirando, non ce la fai più, proprio si vede, no? E sarai sorretta da gran signore, da vecchie signore e anche da delle amiche, quindi questo passaggio sarà poco doloroso, diciamo, nel senso che a livello psicologico magari si vede che sei un po' tesa, però avrai una bella corazza che ti aiuterà in questo percorso. Ricordati che il tuo marito in questo momento tiene dei segreti importanti per via di soldi. Io non so che tipo è, però c'è queste due carte che stanno a indicare insieme che sarà dura sotto questo profilo qui, però dura o non dura, quando alla fine vedi che tu chiudi bene, parti un pochettino, però alla fine chiudi con una carta che è chiaramente vincente, su questo qui non potrà farci niente e tu alla fine riuscirai. Quindi Laura, non demordere, sarai aiutata, sarai ben corazzata da tre personaggi, il gran signore, la vecchia signora e addirittura un'amica, quindi ce la dovresti fare tranquillamente. Andiamo alla prossima. Vediamo un po'. E la prossima è DI, che non so benissimo chi è. Ciao a tutti, volevo sapere che intenzione ha Marco, 7985, se aprirà prima o poi. Si aggira, scusate, che sapete che il vostro vecchietto Marietto veneziano è un pochettino storno con la vista, e si aggira prima o poi. Io sono Diana, nata il praticamente 23/6/91. Allora Marco e Diana si aggira. Vediamo un po' alla domanda il pendolino cosa dice. Si aggira.
Sto Marco qui agisce Diana, tranquillo che agisce, guarda qui il pendolino come è andato là bello felice anche lui. Quindi direi che questa risposta qui è un bel sì. Vediamo un po'. Vediamo un po' questo Marco se agisce. Una bella mischiatina. Una bella mischiatina e vediamo un po' se il Marco con la Diana agirà. Il pendolino ha detto di sì. Vediamo un po' per la Diana se il Marco agirà. Vediamo un po'. Sono carte buone, donna maritata e fedeltà. Allora, domestico, messaggio, stanza, allegria. Sto Marco qui cosa ce ne combina? Cosa ce ne combina sto Marco qui? Vedi, hai 2 carte in chiusura spettacolari, Diciamo che è un tipo diplomatico, servizievole, ci sa fare, riceverai un messaggio che vedi, questo messaggio molto probabilmente hai 3 carte di chiusura, una più bella dell'altra, no? E quindi con chiusura che è il top, quindi il pendolino ci ha preso in pieno e anche le sibille stanno dicendo che alla fine fra un tira e molla, vedi, sempre un po' con domestico, che è una carta ambivalente, però è una carta positiva in questo discorso qui, no? E quindi riceverai un messaggio e dopo questo messaggio che riceverai, stanza, allegria e amore, più di così non si può, Non ci sono altre carte che indicano che la cosa si rivolgerà più favorevolmente possibile per te. Quindi il pendolino, come detto chiaramente, sarà un sì. Quindi Diana, diamo il tempo al tempo, che la cosa andrà sicuramente in porto. Chiudi con amore, quindi più di questo. Sei nata fortunata. Bene, andiamo con la Vale. Buongiorno Manetto. Valentina, 14,486, riuscirò a raggiungere il suo obiettivo, il mio obiettivo, scusa. Allora, Valentina, 14,486, se riuscirà a raggiungere il suo obiettivo. Io non so qual è l'obiettivo, però e in questo momento il pendolino, io non so qual è l'obiettivo, perché non è stato specificato, che potrebbe, non so io, non so, però non voglio pensare niente, comunque il pendolino dice di no, però vediamo le sibille, che magari le sibille invece dicono di sì. Adesso vediamo qual è l'obiettivo. Per la Valentina 14,436 se riuscirà a raggiungere l'obiettivo. Vediamo un po'. Amore e pensiero, molto probabilmente è un pensiero legato al cuore, molto probabilmente, o c'è qualcosa che ci sta mettendo il cuore in questo pensiero. E vediamo un po'. Qui abbiamo una situazione invece positiva. Devi solamente stare attenta a non essere pensare troppo positivo, però le cose qui invece le vedo molto bene invece. Quindi se non è proprio quell'obiettivo che stai pensando, ci andrai molto vicino e sarai anche qui aiutato da un gran Signore. Ci sarà qualcuno che ti aiuterà a raggiungere e sarai anche contenta, vedi? Quindi apri con il cuore, con i pensieri e il cuore. E poi hai delle carte, una più bella dell'altra, l'unica cosa è volare basso, avere un atteggiamento in un certo senso, capisci, non troppo esuberante, riceverai un messaggio che ti confermerà che il tuo obiettivo molto probabilmente è, come si dice in cascina, ce la farai sì, ce la farai sì. Magari non è proprio esattamente quello che ti aspettavi, però hai delle carte vincenti, quindi Valentina, magari non è proprio esattamente quello che stavi immaginando e pensando, però l'obiettivo o un qualcosa di molto vicino al tuo obiettivo lo raggiungerai, perché le carte, le sibille,
vedono che sarai anche aiutata e sarai contenta dopo questo messaggio. Bene, andiamo avanti e vediamo la Nunzia. Ciao Maria, tutto bene? Volevo sapere se nonostante i nostri conflitti e ostacoli, e poi qua sotto, ciao Maria, tutto bene? Volevo sapere se nonostante i nostri conflitti e ostacoli siamo destinati a stare insieme. Lui 24 10 62, io ma vedi Nunzia qui non c'è il nome, quindi Nunzia qui è una domanda da Luna Park, la salto via perché non si vede il nome. Bene, andiamo alla prossima. Roberta. Ciao Roberta, agosto 83, avrò un figlio da Alessandro, ottobre 82. Vediamo un po' se la Roberta avrà un figlio, scusate, da Alessandro, ottobre 82. Ma Roberta, mi sembra che Alessandro ti darà un figlio, certo non è per domani, vediamo un po' la cosa, no? Però stavo proprio guardando il pendolino e ho tribolato, ma alla fine sì, vediamo un po'. Questo Alessandro, vediamo un po' le sibille cosa ci dicono per la nostra Roberta, vediamo un po' Roberta e Alessandro, lei dell'agosto 83 e lui ottobre 82. E qui vedo che c'è allegria e alcune volte è stato preso sotto o magari consigliato male la cosa. Vediamo un po'. E qui è allora, questa qui è una stesa da giubbetto antiproiettile perché si parte in quinta e anche il taglio è stato una cosa sì e no, nel senso che è uscita una bellissima carta e poi il delirante, no? E qui esce subito amore, quindi, e poi una rottura, come si può definire in questo caso qui, visto che la domanda è per il bambino? Sembra quasi, adesso non voglio essere troppo crudo, no? Perché alcune volte bisogna indorare la pillola, però qui sembra quasi quasi l'amore c'è, però c'è, diciamo, non un aborto, nel senso che però insomma una carta così sembra quasi che stia a indicare che ci sarà qualcosina di pesante, non voglio dire quella cosa lì, però voglio dire che ci sarà molto, l'amore c'è, però per la domanda specifica c'è qualcosa che frena in modo molto importante, quindi molto probabilmente questa carta sta a indicare che ci sarà un piccolo, importante e duro freno. Però dopo cosa succede? Succede casa che sta a indicare una cosa sicura, una cosa che darà speranza ancora, e poi ti vedo pensierosa o pensierosi, no? E vedi, i pensieri però sono aiutati e protetti da un artista. Quindi cosa sta a indicare? L'amore c'è, la cosa è una cosa seria, ci sono dei piccoli freni che potrebbero essere importanti e tu sei pensierosa, però vedi ci sono 2 carte che, ti stanno a indicare che lui non molla e voi non mollerete, nel senso avrete dei pensieri, però alla fine, sarete vittoriosi perché anche il pendolino ha detto di sì. Quindi, la risposta è sì, però attenzione, l'amore c'è, è una cosa seria, però attenzione che potrebbero esserci degli impedimenti, delle chiusure che non chiuderanno definitivamente la cosa, però, vi faranno riflettere molto. Alla fine ce la farete, però questa cosa qui è importante da sapere che arriverà. Bene, spero Roberta, di essere stato chiaro. Ce la farete, comunque, però arriverà qualcosa di pesante. Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti, Maurizio Antonio mi ringrazia per la pulizia. Vediamo un po' Rita.
Allora, Rita, ciao Marietto, puoi vedere se il mio ritorna da me. Io è nato il 13/2 del 70 e lui del 73, Marco. Vediamo un po', allora se il Marco torna e lei è nata nel 70, lei si chiama, il mio ex Rita, lei si chiama Rita e lui Marco. Lei del 70 e lui del 73. Bene, concentriamoci se lui torna. Mm. Beh, in questo momento non sembra che abbia tanta intenzione Rita. Cioè, c'è qualcosa che... c'è qualcosa che lo frena ancora. Vedi come fa? È lì che il pensiero molto probabilmente c'è, però vedi che Pendolino non sa in questo momento cosa dire, perché no, andiamo con le sibille a vedere se magari c'è più chiarezza. Pendolino è lì, è in stand-by, non è né un sì né un no, in questo momento. In questo momento sembra che è in stand-by questo uomo qua. Vediamo un po'. Allora, se il Marco torna, vediamo un po'. Conversazione e amore. Sono carte importanti questo qui, avrete un dialogo e dei segreti, danno i servizi, ladro, bambino. E allora, vediamola così, Rita, dalle sibille si vede, allora, molto probabilmente avrete ancora dei dialoghi, tante parole, sembrerà quasi veramente una cosa importante, no? Però questo signore qui ha dei segreti, vedi che ci sono e sembra che debba nascere qualcosa, però vedi che hai delle persone a fianco, una donna anche, e un uomo e lui ha segreti, che quasi sembra che vogliono derubarti di qualcosa, della felicità, del suo ritorno. Lui molto probabilmente vedi col bambino vuol far nascere qualcosa, ma sarai bloccata da queste due figure, due persone che lavoreranno alle spalle, e lui vedi tiene dei segreti qua, quindi l'apertura del taglio è molto buona, cioè nel senso che sembra quasi che lui sia trasparente, anzi, è stata una bomba l'apertura, però vedi qua hai tutte delle carte che stanno a indicare che avrai un sacco di nemici per questo ritorno. Molto probabilmente c'è anche di mezzo una donna, e qui la vediamo anche in questa che fa finta di essere, come si suol dire, servizievole, però vedi che poi la ritroviamo qui di nascosto. E nota bene, qui, aspetta, qui apre con segreti e chiude con nemica, e in mezzo c'è ladro. Quindi io, se fossi in te, starei attenta anche se torna, perché ti potrebbe dire tante cose, ma alla fine c'è questo corollario di robe negative. È un ritorno da mela avvelenata, ecco, mettiamola giù così. Non pensiamoci troppo in questo momento qui. Questo è però per 3, 6 mesi, poi magari in futuro potrebbe cambiare, ma in questo momento ci sono troppe forze, no, in questo momento preciso, troppe forze che mi fanno dire che anche se dovesse tornare son solo tutto fumo ma niente arrosto per il momento. Poi chiaramente fra 3, 6 mesi potrebbe anche cambiare, ma in questo momento tutto quello che ti dirà, ricordati, molto fumo ma poco arrosto. Andiamo avanti, vediamo l'annunzio che mi dice che il nome c'è, è il Sergio. Allora sto nome qui è il Sergio, vediamo un po' il Sergio. Allora ritorniamo sulla Nunzia che insomma mi scrive che lui si chiama Sergio. Allora, ciao Marietta, tutto bene? Volevo sapere se nonostante i nostri conflitti
siamo destinati a stare insieme. Allora lui è il Sergio del 24/10/62 e la Nunzia del 4/1/63, Bene. Oh, grazie che mi hai dato il nome perché se no non si poteva. Vediamo se sono destinati a stare assieme, È un'altalena, Nunzia. Alla fine sembra che di sì. Alla fine sembra proprio di sì, Nunzia, Vediamo un po'. Faccio un giro anche di Sibille. È un'altalena lì, Anche lì un po' di altalenine, mischiamole bene. Per la nostra Nunzia con il Sergio. Lui del 62 e lei del 63, la nostra Nunzia. Vediamo al taglio cosa dice per la nostra Nunzia col Sergio, Bambino e conversazione stanno a indicare che state intavolando un dialogo costruttivo. Vecchia signora, deliranti, sacerdote, viaggio. Allora, vediamolo un po' così. Il dialogo c'è, no? Parlate molto probabilmente o parlerete molto probabilmente, però vedi avrete anche il supporto di qualcuno che ha esperienza, che potrebbe essere una vecchia signora, una madre, una parente, insomma, potrebbe essere una figura anche spirituale che vi aiuterà. Però vedi, c'è qualcosa qui delirante, come se lui si facesse trascinare da qualcuno e si raffreddasse, perché quando c'è il sacerdote in questi tipi di domande, è vero che è una persona corretta, giusta, di qua di là, ma quando si fanno determinati tipi di domande di cuore ed è preceduto da deliranti, sta a indicare che prima di tutto la cosa si raffredda e poi questo signore qui è come se fosse in un certo senso consigliato male. E vedi che c'è dei cambiamenti, viaggio, quindi potrebbe essere, in questo caso qui non si sta parlando di viaggi, se tu mi avessi chiesto se andrei in vacanza, il viaggio sì, ma questo qui è un viaggio di cambiamento. Quindi lui molto probabilmente verrà trascinato dentro da qualcuno o da una forza, no? E quindi cambierà e tu resterai lì ad aspettarlo. Resterai lì a aspettarlo e questo è un discorso dai 3 a 6 mesi. Comunque a leggerla alla lunga distanza, io direi che c'è una signora che vi sta aiutando, lui si farà trascinare da qualcuno e raffredderà i suoi intenti, avrà un cambiamento e tu lo starai ad aspettare. Però, visto Nunzia che mi hai fatto una domanda se è stata corretta, a mettere anche il nome, andiamo avanti e voglio mettere altre 4 carte per il futuro. Sospiri ancora, ci sarà ancora un nemico, e vedi che anche qui la situazione è praticamente importante. Tu sei sempre qua, vedi, sospiri, ci sarà qualcuno che ti racconterà ancora, che lavorerà contro di voi alle spalle, e però c'è ancora la sicurezza, capisci? Cioè, sembra un'altalena, sembra che tu stai lavorando molto per questo ricucire questo strappo, queste cose qui che ti sembra che ti stiano sfuggendo, ma c'è qualcuno che alle spalle in questo momento sta lavorando. Diciamo che questo potrebbe essere un presente passato, no? E questo è un presente. Andiamo ancora con 3 carte per vedere in dettaglio. Vedi? Ancora. C'è qualcuno che vedi? Sta lavorando alacremente per metterci ed è un uomo, non è neanche una donna, vedi? È sempre qui, 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 vedi? È una situazione praticamente che te ti sembra di combattere contro 2 persone, cioè lui che si fa trascinare, perché qui addirittura riceverai delle notizie da una persona che cercherà ancora di mettersi in mezzo in futuro questo, tra voi 2, quindi devi sempre stare attenta. Adesso non vado avanti perché magari c'è anche qualche altra domanda che devo rispondere, perché sapete che fino alle 4 e mezza rispondo. Quindi, morale della favola, stai attenta perché tu lavorerai bene, nel senso ti muoverai bene, però resterai, vedi qui in sospiri, c'è sempre, sei tu, no, che stai in un certo senso in attesa, no? Però vedi che c'è sempre queste figure ancora che sono
sono lì, non ti cioè non verso di te, ma molto probabilmente stanno lavorando alle spalle sue e danno cattivi consigli deliranti, eh. Quindi la risposta è: siete destinati? Sì, però, suderai 7 camicie. Nel senso che tutto lui ce lo metterà nell'impegno, però ci saran 7 camicie da sudare duro, non sarà uno scherzo. Più che altro perché sembra quasi che si faccia trascinare o avrete dei nemici che magari non conoscerete ancora, quindi devi sempre stare un pochettino in campana, soprattutto con gli uomini, eh. Bene, andiamo avanti. Allora, vediamo qua. Donatella. Donatella risponde solamente con un sì o con un no, perché quelle dell'8 è l'ultima cosa che vorrei rispondere. Donatella chiede del 65 se avrà fortuna nel gioco. Donatella, guarda, ti rispondo così: lascia stare il gioco perché, queste cose qui, portano solamente ad avere dipendenza. Lascia stare, no. Andiamo all'ultima domanda. Abby White, Ciao Marietta, riuscirò ad acquistare casa? Giusy 3780. Vediamo se la Giusy riuscirà ad acquistare casa. In questo momento Giusy sembrerebbe proprio di no, in questo attuale momento. Però vediamo con le, sibille se magari lasciano un po' di spazio a questa decisione, no, di acquistare casa. Aspetta, vediamo un po'. Magari fra 2 anni sì, però in questo momento qui sembra proprio che le porte siano chiuse. Per la nostra Abi, Giusy dell'80. Allora, e anche qui abbiamo delle carte fortunate. La riunione e il bambino sembrerebbe invece che sconfessino il pendolino. Omaggi preziosi, morte, sospiri, amica e messaggio. Qui la cosa parla chiaro. Sembrerebbe che la cosa si possa fare. Giusy, ascolta bene perché qui è importante che magari ti vai a impegorare, come ho visto alcune persone che magari lascia stare, perché vedi che qui c'è un taglio, c'è una chiusura totale, molto probabilmente ti prospetteranno qualcosa di interessante, però vedi che qui c'è un taglio proprio importante, no? Che ti vuole praticamente bloccare, e quindi qui chiaramente questa è una domanda per la casa, quindi vedi che con questa carta qui tu partiresti in quinta, però vedi che subito hai un blocco e sospirerai, cioè sarai in tensione, roba del genere. Quindi se ti hanno prospettato delle proposte abbaglianti, no, degli affaroni, lascia stare perché queste 2 carte parlano che poi sarà da piangerci, no? Magari sarai anche consigliato da un'amica che ti darà dei messaggi, però con queste 2 carte qui non scendere in campo. Lascia stare perché l'apertura era molto buona, però con queste 2 carte qui nei prossimi 3, 6 mesi tutto quello che ti propongono o vedi, lascialo perdere perché ti porterà molto probabilmente dei dispiaceri, vedi? E ci sarà una chiusura molto importante e quindi un blocco proprio importante, no? E quindi tutto il resto, messaggi, potresti ricevere ancora delle offerte, delle dritte da amiche, però ricordati che qua tutto quello che arriva prima sono solamente fuochi d'artificio che poi ti porteranno a restare male, a viver male questa situazione. Quindi, Giusy, penso proprio che, se fossi in te, per i prossimi 3, 6 mesi mettere il cuore in pace. Poi magari per i prossimi mesi, dai 6 mesi in avanti, potresti fare di nuovo la domanda, però in questo momento tutto quello che ti hanno proposto, anche se te la dovessero regalare, perché potrebbe crollare. A me è capitato dei miei propri clienti che gli avevo sconsigliato di prendere quella casa, l'hanno presa e è arrivato il terremoto, capite? E quindi neanche vivono più quasi in campo, cioè capite? Cioè, dovete un po' valutare, no, che alcune volte son delle mele avvelenate che stanno arrivando, no,
e quindi, occhio che se farai una scelta, perché le prime carte son state veramente abbaglianti, qui c'è le sibille che ti dicono: marcia indietro e stop, perché se no dopo si va ad arrampicarsi sui muri, ma quando poi si è fatto un mutuo e tutto il resto è un massacro. Quindi non farti abbagliare da proposte importanti, affari, perché ti porteranno a piangere. Bene, cari amici, vediamo se c'è ancora qualche domanda, se no il vostro Marietto, penso che penso che, la cosa è finita qui. Io non vi ho dato ancora magari una dritta, magari soprattutto non vi ho, perché sapete che ogni volta che abbiamo il pendolino, il vostro Marietto vi propone un circuito e vi voglio proporre il circuito per l'armonia tra le persone che trovate nei gruppi di Facebook, di Marietto Veneziano e Hildegarda. Questo circuito qui, ci sono anche le pillole nel mio canale, serve per portare un po' di pace e tranquillità nelle famiglie, nelle case, ma anche se dovete intraprendere una separazione o una guerra, nel senso con qualcun altro, ma almeno portare della pace e serenità in casa. Andate nel canale vostro Marietto Veneziano e guardate la pillola, nelle ultime pillole che ha fatto il vostro Marietto Veneziano, è gratuito, lo potete trovare il circuito nei gruppi di Facebook di Marietto Veneziano e Hildegarda. Quindi è un consiglio per poter portare un po' di pace e armonia tra le persone. Se magari avete anche dei problemi legali con qualcun altro, questo circuito dà una piccola mano per rasserenare un po' l'ambiente familiare. È questo qua. Bene. Adesso vediamo se c'è ancora qualche domandina, quindi quindi il vostro Marietto, penso di aver detto tutto, ho letto le ultime novità. Bene, io adesso penso di aver detto tutto, vi ripeto gli appuntamenti sono oggi è sabato, quindi abbiamo già espletato la nostra, come si suol dire, incontro. Avremo lunedì sera con Hildegarda alle 21:30, mercoledì sera col vostro Marietto alle 20:30 invece nel canale Marietto e Hildegarda nel suo canale, poi venerdì alle 21:30 nel canale di Hildegarda, e per quelli che non conoscono ancora Hildegarda il Marietto sì, perché se siete qui, ma se non conoscete ancora Hildegarda, basta che andate sul tubo su YouTube e scrivete Hildegarda e vi iscrivete sul canale per poter fare delle domande gratis in questo spazio, in questa, come si dice, finestra informativa. E poi al sabato, come oggi, ci ritroviamo tutti qui per chi vuole venire. Io vi saluto, grazie per la cortese, come si dice, compagnia, e ci vediamo alla prossima. Ciao.